Grazie molto a Paolo Pizzolato del Grande Nord. Buonasera a tutti. Buonasera. Paolo Pizzolato. Io sinceramente mi faccio alcune domande, le domande le farò lo stesso ai telespettatori. Prima cosa, tento di capire a cosa serva questo convegno, cioè a quale conclusione debba addivenire. Mi chiedo anche poi come si faccia nel paese della vergogna, in Italia, avere a causa di questo convegno delle contromanifestazioni con gente che scende in piazza dove c'è bisogno dell'intervento della polizia o cose di questo genere, dove c'è un'antidemocrazia completa e totale all'interno di questo paese, cioè 1 o 2 giorni di full immersion sulla famiglia, quando in Italia non abbiamo nessuno che continua a tutelare la famiglia. Si parla di uomo e donna, omosessualità, cose di questo genere, e nessuno si è chiesto, nemmeno economicamente in questi ultimi tempi, cosa si sia potuto fare anche a livello europeo, questa grande Europa, per la famiglia, per dare una mano ai ragazzi giovani che non riescono nemmeno a sposarsi, non solamente a fare un figlio. Tento anche di capire cosa debba servire un convegno del genere, quale sia il risultato che devo portare a casa. Con tutte le problematiche che abbiamo all'interno di questo paese, bisogna andare a Verona per parlare di famiglia, per parlare di aborto o di anti-abortisti, che è stata una delle vittorie più grandi per le donne, una vittoria di una storicità unica, dove una persona può decidere se mette al mondo oppure no una creatura, oppure se ha problematiche non accollarsi per tutta la vita un problema serissimo in famiglia che diventa una vera e propria disperazione per un padre, una madre, per carità di Dio, per una famiglia. Tento di capire perché debba avvenire una cosa del genere, tento di capire perché debba avvenire una contromanifestazione, botte da orbi, cioè il paese dell'inciviltà ancora una volta dimostra la sua faccia. Io sinceramente sono per una famiglia più che normale, dottor Bacciali, e spero sia la maggioranza delle persone che credono queste. Lascio libertà a tutti, per carità di Dio, però scusate se mi permetto di dire brutte parole, che non vengano a rompere le balle a quelli che la pensano in maniera contraria. Scusate, sto parlando un po' male per televisione, però mi chiedo, i soldi spesi per queste cose qui dove vadano a finire, dove economicamente non riusciamo più ad andare avanti e c'è gente che va a protestare per la famiglia o contro la famiglia, per l'aborto o contro l'aborto. Cioè, cerco di capire il perché, oppure qualcuno, per cosa venga dato il permesso di fare cose di questo genere, dove tutti i temi che possiamo trattare sono diversi, sono enormi, sono basati tutto su quello che può essere effettivamente il culto della famiglia, per dare una mano a formare la famiglia. Qui abbiamo una montagna di singoli, abbiamo sentito prima, abbiamo una montagna di persone che non mettono al mondo i figli, ma ci siamo chiesti anche qual è il problema? Guardate che sposarsi o mettersi insieme a una povera anima per cercare di fare una famiglia, al giorno d'oggi non è mica facile, sapete. Noi abbiamo persone che vengono a chiedere i mutui da noi in banca e non hanno nemmeno la possibilità di poter fare il mutuo perché non hanno nemmeno un lavoro a tempo indeterminato, in quanto le banche non danno più mutui a persone perché se hanno il contratto a tempo determinato non lo hanno. Questo è una cosa per dover andare a parlare, andare in piazza a protestare. Questa è una cosa per cercare di formare la famiglia. Cioè mi metto lì e dal palco faccio annunci, distribuisco verbi a tutta la gente senza sapere poi cosa servono 2 giorni di lavoro per concludere un cosa, cercare di fare riforme di cose che sono state conquistate con tanta fatica negli anni passati. Cioè, questo è il ritorno al Medioevo, questo congresso qui. Non è questo, e tra l'altro non capisco perché uno non possa fare un convegno, cioè ci sono persone che fanno convegni sui funghi, no, sulla qualunque, e non si può parlare di famiglia. Ma cos'è che vi colpisce così tanto? Ma perché signora, ce l'avete così? Abbiamo talmente tante problematiche in Italia, signora. Abbiamo tante problematiche in Italia, signora, che spende soldi e soldi per parlare di famiglia. Quando c'è la legge che tutela la famiglia e quando non riusciamo a fare le famiglie, non riusciamo a formare le famiglie, che sinceramente i soldi potrebbero essere spesi in un'altra e tutt'altra maniera. Scusate, Pizzolato, grazie, sentiamo adesso. No? Ci sono 3 passaggi importantissimi da cercare di fare in maniera di ricordare in questo momento. Uno, la pericolosità di chi ha amministrato queste banche, così come prima era successo con Montepaschi e Banca Etruria, dove cose del genere non dovevano succedere, ma questi personaggi, così come quelli di Banca Etruria e Montepaschi, stanno già nel loro piccolo amministrando altri istituti di credito, per cui questi non stanno pagando per tutto quello di cui sono accusati. Secondo passaggio pesantissimo, io che sono dipendente bancario, la Banca d'Italia o aveva gli occhi con le panne quel giorno lì, o qualcuno si è girato da un'altra parte per qualche motivo
e lì lascio pensare che ci sta guardando quali possono essere i motivi, e qualcuno non si è accorto di quello che anche anni antecedenti, anni prima, stava accadendo. È una cosa di una gravità unica quello che sto dicendo, però sinceramente la Banca d'Italia è un ente che in questo momento, lo dico e mi prendo la responsabilità di quello che sto dicendo in questo momento, dovrebbe essere assolutamente abolito, perché non serve più, visto che abbiamo questa grande Europa che controlla le nostre banche e che ci dice cosa fare. Il bello è che rimane il governatore Visco che ha nominato poc'anzi il direttore generale, per cui è come se... È un ente che non riesce più a controllare le banche, in quanto lui stesso è controllato, perché le nostre banche, soprattutto quelle di credito ordinario, hanno acquistato azioni della Banca d'Italia, e non è possibile in uno Stato democratico come questo che ci siano banche che dovrebbero essere controllate, che controllano, che hanno azioni della Banca d'Italia, per cui forse poca gente sa queste cose qui, perché è una cosa di una innaturalezza unica. Terza e ultima cosa, e forse proprio per quello che non si riesce ad andare tecnicamente a fondo della cosa, nel momento esatto in cui io, Stato, decido di fare in maniera di rimborsare i risparmiatori, erogo i soldi alle banche affinché paghino questi risparmiatori che sono stati truffati, che sono stati gabbati, chiamateli quello che volete, viene dall'Europa accusato di utilizzo dei fondi di Stato che non possono essere utilizzati in questo caso. Non si può assolutamente erogare una somma a queste banche affinché possano rimborsare i risparmiatori. Bisogna trovare l'escamotage affinché sia lo Stato stesso, e logicamente viene minacciato dall'Europa perché non può farlo, a rimborsare tramite un fondo, un qualcosa di particolare, giustamente come veniva detto prima, questi risparmiatori che meritano assolutamente di essere rimborsati. Qual è il problema? Che la legge purtroppo vincola questi come aiuti di Stato, non permessi dall'Europa ma permessi in Italia, e noi siamo succubi dell'Europa, così come dico sempre, purtroppo sono un po' antieuropeista, però è anche giusto dirlo certe volte, per cui bisogna trovare assolutamente l'escamotage e la possibilità di poter rimborsare questi soldi. Qual è il problema? Il problema è che tecnicamente il governo in questo momento non sa come fare per scavalcare questo gradino pesantissimo e poter erogare i soldi affinché questi risparmiatori possano ritornare in possesso delle loro somme. Allora, adesso andiamo. Allora, Paolo Pizzolato è d'accordo con quello che diceva brevemente, che diceva adesso Muzio? È un'arma pericolosissima che deve assolutamente essere fermata, i tempi dovevano diventare più lunghi, per poter dare una mano alla 60 gente. giorni almeno. Il problema che c'è, giustamente come diceva prima nel primo intervento, il discorso delle fatture false che in questo momento in Italia sta circolando, ma non alla grande, soprattutto a causa proprio del discorso delle fatture elettroniche. Non so se sappiate com'è la storia, ma sapete che quando sono partite le fatture elettroniche entro 15 giorni dovevi avere una risposta. Siamo già arrivati a 40-45 giorni e la gente, succede come quando vieni pagato dallo Stato o dalla Regione, non sta ricevendo i soldi indietro, fatture duplicate e partite IVA che vengono assolutamente duplicate. Noi abbiamo un cliente che ho ricevuto la telefonata dalla Sicilia, dove un cliente si chiamava tale e quale, medesima partita IVA, è tutto completamente bloccato, ha rallentato completamente i lavori e all'interno delle banche è una disperazione per fare in maniera di ottenere credito. Allora, grazie a tutti, veramente.